Sono state pubblicate sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione le linee guida per la ripresa dell'attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia di età dai 0 ai 6 anni. Viene data particolare attenzione al benessere dei bambini, ci saranno infatti gruppi, sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili con l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore con lo scopo di semplificare l'applicazione delle misure di contenimento ad eventuali casi di contagio e limitare l'impatto sull'intera comunità scolastica. Il testo, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, prevede aree strutturate con fascia differenti di età anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, utilizzando materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi, sezioni di bambini. Particolare attenzione sarà data all'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere riconvertiti per accogliere stabilmente i gruppi di relazione e gioco. Diventa importante dunque il momento dell'accoglienza, che è preferibile organizzare all'esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore con mascherina durante la permanenza all'interno della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio si potrà tenere un registro delle presenze per le eventuali persone che accedono alla struttura. Per i più piccoli all'interno delle scuole non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologie respiratorie o temperatura corporea oltre 37 gradi. Anzi 37,5. Non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, né a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni. Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto invece all'utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuale.